La Sicilia resta arancione almeno per un'altra settimana, non passa la mozione di censura contro l'assessore regionale alla salute Razza. Omicidio a Castelvetrano, ucciso 33enne, trovato mafioso in carcere ad Agrigento con un cellulare, rissa a Porto Empedocle, sono tutti domiciliari, 3 empedoclini, rubano arance a Ribera. Recuperato dal mare un antico cannone di bronzo. La zona a traffico limitato in via Tenea ad Agrigento cambia ancora, da domani nuovi orari. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Sicilia resta arancione, ma tra una settimana il governo può cambiare tutto. I dettagli nel servizio. Per la Sicilia c'è all'orizzonte un futuro ancora arancione. Ieri la conferenza Stato-Regioni, oggi la riunione della cabina di regia, in cui sarà presentata la nuova pagella sull'indice RT e sugli altri fattori di tenuta della sanità siciliana, dalla disponibilità dei posti in terapia intensiva al tracciamento dei casi. L'orientamento del ministro Roberto Speranza è adottare una soluzione ponte fino al 3 dicembre, quando l'attuale DPCM scadrà e verrà sostituito da un nuovo decreto ancora in discussione. Il colore della Sicilia, taglia però corto il presidente della regione Nello Musumeci, non è un tema che mi appassiona, tanto più che secondo il governatore i dati sui contagi mutano con estrema facilità. Gli scienziati sostengono che ci possa essere un ritorno virulento del virus nel mese di gennaio, dopo il calo di tensione che inevitabilmente nelle famiglie si registrerà durante il periodo natalizio. Bisogna sempre tenere alta l'attenzione ed essere pronti e non farsi cogliere impreparati. Musumeci poi mette le mani avanti sulle scuole affermando che dipendono dal dato epidemiologico. Non è possibile stabilire una regola fissa per tutto il territorio nazionale, afferma. Noi abbiamo evitato di chiudere le medie, le elementari e le materne, anche per i disagi di carattere sociale che questa misura potrebbe determinare, ma dipende da come si evolverà la crisi epidemica. Se dovesse essere necessario, il comitato tecnico scientifico dovesse suggerirci la necessità di chiudere, lo faremo. Ma ho sempre detto, conclude, che la scuola è l'ultimo spazio che vorrei chiudere. Il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Sodano è intervenuto al dibattito alla Camera, concluso con l'approvazione del nuovo scostamento di bilancio. Sodano commenta 8 miliardi in più per essere al fianco delle famiglie, delle imprese e soprattutto dei più deboli. Vediamo. Grazie allo scostamento di bilancio che andremo a votare fra poco, possiamo dare veramente continuità invece ad una serie di misure decisive per sostenere imprese, famiglie e lavoratori nel mezzo di una crisi economica senza precedenti. Da marzo scorso sono oltre 100 i miliardi di nuovo deficit messi a disposizione dall'economia e gli 8 miliardi aggiuntivi di oggi ci consentiranno di sfruttare quei margini di bilancio prodotti dal rimbalzo economico del terzo trimestre del 2020, che è andato ben oltre le previsioni, questo non l'ha detto nessuno, con un inatteso più 16,1% di prodotto interno lordo. Con le maggiori entrate garantite da quel rimbalzo è doveroso approfondire il nostro intervento a favore di chi ha subito ampie perdite di fatturato e di chi già prima della crisi era in grave difficoltà economica. Su questo punto, badate bene, è bene soffermarsi. Se l'Italia ha potuto accumulare un tesoretto quasi inaspettato grazie alla crescita del terzo trimestre, è perché ha spinto sull'acceleratore appena la crisi economica ha cominciato a farsi sentire nella scorsa primavera. I decreti Cura Italia, rilancio e agosto sono stati fondamentali per contenere la caduta del PIL e per aiutare decine di migliaia di attività a non gettare la spugna e a continuare a lavorare con orgoglio nel nostro Paese nonostante le gravi difficoltà. E questo ci dà anche un'intuizione economica, ci dà una lezione. Ci dice che il deficit non è un male di per sé, come troppo spesso si pensa, ma al contrario un deficit è uno straordinario strumento di politica economica che va utilizzato sì con raziocinio, ma senza risparmiarsi nel momento del bisogno. Difatti, meno deficit in quella fase avrebbe comportato sicuramente meno crescita,
quindi meno gettito fiscale, non solo nel breve periodo ma anche nel lungo. E diciamoci cosa è successo nell'ultimo mese, perché anche all'inizio della seconda ondata di coronavirus la maggioranza ha risposto come non mai, presente, intervenendo di nuovo con la massima rapidità. Difatti, non appena sono scattate le nuove restrizioni, il 24 ottobre, è stato predisposto in poche ore, in un tempo record, il primo decreto ristori, a cui sono seguiti il ristori bis e il ristori ter. E con quest'ultimo, con un fondo perduto alle imprese, è stato finanziato anche un fondo di cui siamo orgogliosi, Presidente, un fondo da 400 milioni di euro per contrastare l'emergenza alimentare nei comuni, per aiutare chi non riesce a mangiare in questo Paese. Nessuna classe politica è stata mai così attenta nei confronti degli ultimi. Una misura che si è affiancata al reddito di cittadinanza, che tutti i dati ci dimostrano essere stato fondamentale come presidio antipovertà, e al reddito di emergenza, che noi abbiamo prima istituito e poi prorogato. Però adesso, tornando al fondo perduto, tornando al settore produttivo del nostro Paese, voglio ricordare che solo con i 3 decreti ristori fino ad ora approvati abbiamo messo a disposizione delle attività produttive circa 4 miliardi di euro. L'ARS respinge la mozione di censura all'assessore alla salute Razza. I dettagli nel servizio. Dopo giorni di tensione, l'ARS trova la quadra e respinge la mozione di censura all'assessore alla sanità Ruggero Razza, con un voto che vede 24 deputati favorevoli e 36 contrari. Il centrodestra si ricompatta. Lo fa al termine di un'altra giornata difficile che vede l'opposizione puntare il dito contro Razza, con il soccorso esterno di parte delle opposizioni, dagli ex grillini di Attiva Sicilia, che votano contro, a 2 deputati di Italia Viva, che invece si astengono al voto. Posizioni che comunque risultano ininfluenti. Il governo da solo avrebbe retto comunque l'onda d'urto. Un'onda respinta ieri a fine giornata da un lungo intervento di replica dell'assessore che rompe il silenzio dopo giorni. Con una parziale ammissione: possono essere stati compiuti errori dei quali è mio dovere assumermi la responsabilità, dice Razza, ma nessun posto letto è mai mancato. Di quelle morti dolorose non è possibile addossare una responsabilità politica a me. Si sceglie la lente dell'ordinarietà per valutare la straordinarietà. Si parla dell'inverno come se fosse la primavera. Sarebbe bastato mostrare il confronto fra le regioni per notare come la suggestione di un dato isolato localmente sia bugiarda. Poi c'è ovviamente un passaggio sulle terapie intensive e sull'audio del dirigente Mario La Rocca. Non è serio da parte mia parlare di fatti che vedono le istituzioni nazionali monitorare il nostro operato specifico. Collaboriamo come sempre con il ministro Roberto Speranza. Un uomo di 33 anni, Vincenzo Adamo Favoloso, è stato ucciso nella notte scorsa a Castelvetrano con colpi di un fucile a canne mozze. I carabinieri che indagano sulla vicenda sono intervenuti dopo la segnalazione di una sparatoria, ma giunti sul posto però hanno trovato diverse tracce di sangue, ma non il cadavere dell'uomo, rintracciato poco distante in un campo. La sparatoria potrebbe essere scaturita a seguito di un dissidio avvenuto durante una cena presso un'abitazione privata. Sarebbe stato poi caricato sopra un utilitario e portato in campagna, forse per far scomparire il corpo, che è stato ritrovato denudato dalla cintola in su. I carabinieri stanno indagando per arrivare a chi materialmente ha sparato e per ritrovare l'arma. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per tutti i rilievi del caso. Gli investigatori dell'Arma sono sulle tracce dell'omicida. Un uomo in queste ore si trova infatti in caserma ed è sentito dai militari. La vittima è un ex calciatore, poi camionista, era molto nota in città e ben voluto da tutti. Appassionato di calcio, era un super tifoso della Folgore.
Un microtelefono cellulare nel corso di una perquisizione è stato scoperto dalla polizia penitenziaria di Agrigento in una cella del reparto alta sicurezza della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo. Il telefonino completo di SIM card e di caricabatterie è stato nascosto da un detenuto in carcere per mafia. Le indagini della polizia penitenziaria sono adesso dirette a ricostruire i contatti telefonici del detenuto e su come il cellulare sia giunto all'interno del carcere. La revoca della tutela era avvenuta 2 anni fa, adesso è stata restituita la scorta ad Antonio Ingroia, l'ex PM di Palermo dell'inchiesta trattativa Stato-mafia e attualmente avvocato. C'è il servizio. Antonino Ingroia è di nuovo sotto scorta. L'ex PM antimafia di Palermo non era più sotto tutela dal 2018, quando il Ministero dell'Interno, al cui vertice all'epoca c'era Matteo Salvini, aveva deciso di revocarla, giudicandolo non più in pericolo. Il TAR del Lazio invece ha ripristinato la misura accogliendo il ricorso di Ingroia e riconoscendo la sua perdurante esposizione al rischio di chi ha ricoperto un ruolo in prima linea nella lotta alla mafia. L'ex magistrato, che negli anni si è occupato di decine di procedimenti a carico di mafiosi, tra cui l'avvio delle indagini sulla trattativa Stato-mafia, da un decennio ricopre il ruolo di avvocato in processi analoghi. Solo pochi mesi fa si è scontrato con il boss mafioso Giuseppe Graviano nell'aula bunker di Reggio Calabria durante il processo in corte d'assise, dove Ingroia è difensore di parte civile dei familiari dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, uccisi dalla mafia, e Graviano è stato prima imputato e poi condannato all'ergastolo per quel duplice omicidio. I giudici hanno puntato l'attenzione proprio su questo episodio per ribadire il fatto che Ingroia necessita ancora della scorta nonostante non sia più in magistratura. Era appunto il 2018 quando Ingroia veniva privato della protezione personale. A pronunciarsi all'epoca fu il magistrato Nino Di Matteo. La mafia e potenti che colludono con la mafia non dimenticano, eppure lo Stato ha deciso di togliere la scorta ad Antonio Ingroia, avvocato già giovane collaboratore di Paolo Borsellino. Ingroia è stato il PM palermitano che ha avviato le indagini sulla trattativa Stato-mafia, poi portate a processo da Di Matteo, il quale il 20 aprile 2018 ha ottenuto la condanna in primo grado di 2 uomini delle istituzioni come Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, di boss di Cosa Nostra come Luca Bagarella e Antonino Cinà e del mediatore Marcello Dell'Utri. I fatti: un paio di settimane dopo la sentenza sulla trattativa, agli inizi di maggio, a Ingroia arrivò una lettera dal prefetto di Palermo con linguaggio burocratico. Gli comunica che d'intesa con il prefetto di Roma, l'UCIS, l'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, ha valutato che non esiste più per lui una concreta ed attuale esposizione a pericoli o minacce, dunque gli viene revocata la protezione. L'ex magistrato ha la scorta dal 1991, quando lavorava a fianco di Borsellino, dunque da 27 anni. Nel tempo è più volte cambiata l'intensità della protezione, passando dal secondo al quarto livello di rischio. Negli ultimi anni si era ridotta a soli 2 anni, che lo scortavano però in tutti i suoi spostamenti. Un paio di giorni dopo quella lettera del prefetto di Palermo, come annunciato, la scorta scompare. Il 16 maggio Ingroia scrive all'allora ministro dell'Interno del governo di Paolo Gentiloni, Marco Minniti, e al capo della polizia Franco Gabrielli. L'ex magistrato non contesta la scelta dell'ufficio interforze, non discute la decisione presa dagli organi che hanno la competenza ma anche la responsabilità di quella scelta. Ci tiene però a lasciare traccia scritta, sia chiaro a futura memoria, che non c'è stato il suo assenso alla sospensione della protezione, e intanto ai suoi numeri cominciano ad arrivare di tanto in tanto misteriose telefonate mute. Ancor più inquietante una telefonata parlante, invece, fatta allo studio di Ingroia da una delle figlie di Totò Riina, che chiedeva con insistenza di parlare personalmente con l'ex magistrato. Il ministro uscente Minniti passa la palla al capo della polizia e al nuovo governo. A questo punto Ingroia manda una lettera il 4 giugno al nuovo ministro dell'Interno, proprio Matteo Salvini. Una concessione però gli viene fatta, gli viene assegnata una protezione di vigilanza dinamica ad orari convenuti, una protezione ritenuta dagli esperti del tutto inefficace in presenza di pericoli seri. Ci sono così personaggi della politica che restano sotto scorta, ricorda Nino Di Matteo,
e alcuni da anni non hanno più alcun ruolo pubblico. Ingroia invece è lasciato senza protezione. I nomi all'epoca di Matteo non li fece, ma non sono difficili da ricostruire. Antonino Ingroia, colui che ha dato il via alle indagini sui rapporti incestuosi tra mafia e Stato, è stato lasciato solo, ma oggi ritorna ad essere protetto. 3 donne e 2 uomini, tutti di Porto Empedocle, sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia. Si tratta dei 5 che nel tardo pomeriggio di ieri sono stati protagonisti di una maxi rissa scoppiata nel quartiere Vincenzella di fronte all'Italcementi di Porto Empedocle. A scontrarsi per quelli che sono stati definiti futili motivi sono stati dei vicini di casa ed è proprio in problemi e diatribe di vicinato che sarebbe da ricercare il motivo del litigio trasformatosi in rissa, un tafferuglio che ha coinvolto appunto, stando a quando è stato accertato da carabinieri e polizia, ben 5 persone. Una donna è rimasta ferita ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico e hanno refertato 10 giorni di prognosi per la guarigione. Le pattuglie hanno riportato l'ordine, sono stati facilitati i soccorsi e subito è stata avviata la ricostruzione di quanto accaduto. Solo nel cuore della notte è scattato l'arresto per tutti e 5 coinvolti. Tutti sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. I carabinieri dei NAS di Catania, nell'ambito di controlli agli allevamenti e alla filiera alimentare delle carni, intensificati con l'approssimarsi delle festività natalizie, hanno scoperto un mattatoio abusivo attivato all'interno di un'azienda zootecnica nel comprensorio di Paternò. Nel corso di mirati accertamenti, i militari risalivano a un allevamento bovino ove si celava un vero e proprio mattatoio abusivo al cui interno è stato sorpreso un soggetto pregiudicato intento a macellare clandestinamente numerosi capi di bestiame di provenienza sospetta in ambienti non autorizzati, con attrezzature che si presentavano in pessime condizioni di igiene e senza alcun controllo veterinario. Nelle pertinenze dell'insediamento, che occupa una superficie di circa 30.000 metri quadri, sono state scoperte alcune aree all'aperto dove in maniera incontrollata venivano depositati rifiuti speciali costituiti da materiali aziendali esausti, deiezioni animali e addirittura scarti di lavorazione che l'allevatore dopo la macellazione bruciava e interrava. Proprio da un attento esame dei resti e materiali combusti è stato possibile recuperare e codificare i dispositivi elettronici identificativi asportati dagli animali macellati clandestinamente, che hanno permesso di risalire alla provenienza dei capi, in alcuni casi oggetto di precedenti denunce di smarrimento sporte da allevatori locali. L'introduzione sul mercato di carni macellate in clandestinità costituisce un potenziale pericolo per la salute umana, poiché non vengono garantiti i canoni di salubrità degli animali che potrebbero essere affetti da patologie eziologiche e sottoposti abusivamente a trattamenti farmacologici, senza il rispetto dei tempi di sospensione necessari affinché i principi attivi delle sostanze medicinali divengano innocui nel momento in cui il prodotto giunge sulle tavole dei consumatori. Al termine delle operazioni, con la collaborazione di veterinari ufficiali dei distretti di Catania e Paternò, sono stati sottoposti a sequestro l'allevamento, le aree inquinate, il mattatoio e 60 capi di bestiame destinati all'abbattimento, considerato che non erano censiti all'anagrafe veterinaria né tantomeno sottoposti alla prescritta profilassi sanitaria imposta dalla legge. L'allevatore è stato denunciato all'autorità giudiziaria. A Ribera 3 uomini, padre, figlio e un loro amico di 49, 36 e 26 anni di Porto Empedocle sono stati arrestati dai carabinieri perché sorpresi a rubare arance su un terreno in contrada Piano Monaco. L'ipotesi di reato contestata è furto aggravato. Ben 120 kg di arance sono stati recuperati e restituiti al legittimo proprietario. Un cannone di bronzo è stato recuperato dal mare di Cannatello e riportato alla luce. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un importante ritrovamento è stato fatto nel mare di San Leone, tra la foce del fiume Akragas e quello di Contrada Caos. Si tratta di un cannone di bronzo risalente probabilmente al XVI secolo, di fattura genovese. A farne la scoperta un sommozzatore della famiglia di subacquei, Lopez, che per via delle mareggiate odierne che hanno spostato parecchio sabbia si è subito accorto dell'antico manufatto.
Informata così la Sovrintendenza del Mare, si è provveduto alle operazioni di prelevamento, intervenendo subito il corpo regionale specializzato con la collaborazione anche della Lega Navale di Agrigento. Il cannone sarà restaurato e messo in esposizione presso il Museo di Agrigento. Presenti all'evento il direttore del Parco Archeologico, dottor Roberto Sciarratta, e la Sovrintendente del Mare, dottoressa Valeria Livigni, moglie dello scomparso Sebastiano Tusa. Un grande piacere per la Soprintendenza del Mare avere potuto individuare questo reperto così importante che ci è stato segnalato, e quindi siamo accorsi immediatamente appena il tempo ce l'ha consentito. È un cannone particolarmente interessante, sicuramente della fine del XVI secolo, coevo a quello già esposto al Museo di Agrigento, e devo dire che è stata fondamentale la collaborazione con la Lega Navale, ma anche le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza che è accorsa immediatamente, e i nostri subacquei, il nostro coordinatore dei subacquei Stefano Vinciguerra, che ha coordinato le operazioni e che ha dato un esito eccellente, perché nell'arco di un paio di giorni è stato individuato e addirittura oggi la certezza che poteva essere recuperato. Quindi abbiamo avvisato l'assessore Samonà e sicuramente si annovera tra i successi della Soprintendenza del Mare, che in un momento così difficile come quello del Covid-19, dove tutto si blocca, noi siamo riusciti a portare avanti con grandi difficoltà le nostre attività, così come è avvenuto nel Mare delle Egadi, accogliendo di nuovo l'RPM Nautical Foundation, che ha continuato a rilevare target sul sito della battaglia delle Egadi, e così questo cannone, che è una splendida sorpresa in un sito che sicuramente darà ancora ottimi risultati. Quindi ritorneremo appena le condizioni meteo-marine ce lo permetteranno. Il mare qua è particolarmente fangoso, sabbioso, e quindi nasconde fortunatamente per certi versi i reperti perché li protegge, ma dall'altra parte partirà anche una splendida iniziativa con un progetto europeo che sta per andare in gara, che riguarda Scoglio Bottazza, una campagna di scavo che farà la Soprintendenza del Mare proprio qua in quest'area, quindi anche la collaborazione col Parco di Agrigento che ci dà sempre un grande sostegno. Il cannone andrà al parco nei suoi laboratori di restauro per essere restaurati, quindi penso che c'è una collaborazione stupenda tra istituzioni e speriamo veramente di andare sempre avanti sul solco che ha segnato Sebastiano Tusa, che per noi è fondamentale, è una strada in discesa da seguire, e noi seguiremo con la passione e l'amore che ha dato lui a questa terra. Certo, a testimonianza che il lavoro non si ferma, e la Soprintendenza del Mare in questi anni ha molto lavorato, soprattutto in questo territorio. Noi siamo felici di questo ritrovamento e siamo felici di poterne curare il restauro e di poi successivamente andarlo a collocare assieme a un altro cannone in un antiquarium che aveva fortemente voluto Sebastiano Tusa, ed è dedicato a un nostro collega carissimo, cui siamo molto affezionati, che è Daniele Valenti, ed è all'interno della Valle dei Tempi. Durante una battuta di pesca, al rientro a fine pesca nel pomeriggio, mi vado a trovare in una zona che prima era piena di sabbia, mentre invece in quel momento mi trovavo c'era solo argilla sul fondo, e quindi ho detto chi lo sa che ci sarà qualcosa in giro. Comunque mentre andavo avanti ho visto in penombra, perché c'era una visibilità di circa 5-6 metri, e ho già visto questa sagoma. Scendendo poi ho visto il cannone in perfette condizioni, e da lì ho capito che era materiale, era bronzo, perché di solito quelle in ferro sono tutte incrostati e cose. Quelle in bronzo, avendo l'ossido di rame, non crea le condizioni ideali per la vegetazione o incrostazioni di aderire. E da lì l'indomani mattina sono andato a fare
la denuncia in capitaneria, che hanno allertato la soprintendenza a Palermo e immediatamente si sono attivati per il recupero. Ieri mattina siamo andati a fare il recupero e quindi diciamo che è andata bene questa volta, perché bastava qualche altro giorno in ritardo e sarebbe stato ricoperto un'altra volta. È stata un'esperienza fortissima, aiutare nel recuperare questo pezzo unico di artiglieria navale, questo cannone in bronzo. L'operazione è stata condotta in condizioni abbastanza difficili, perché la scarsa visibilità dei frontali ci hanno dato un po' di problemi, però tutto sommato è riuscita abbastanza bene e ci ha regalato questo pezzo d'artiglieria. Io spero solamente che tutte queste autorità che ci sono oggi apprezzino questo gesto e che siano di aiuto fondamentale nel momento in cui vengono fatte le operazioni. Da quasi 3 mesi i pescatori partiti da Mazara del Vallo lo scorso 1° settembre mancano dalle loro case, sono ancora tenuti in ostaggio in Libia. I dettagli nel servizio. I nostri pescatori non sono dei criminali e non devono essere considerati come chi è stato condannato a 30 anni per traffico di esseri umani. A dirlo è il segretario generale della Confsalpesca Bruno Mariani, dopo l'intervista rilasciata al Corriere della Sera da Ahmed Maiting, vicepresidente del Consiglio presidenziale a Tripoli. Il governo, come la nostra federazione o qualunque connazionale, condividerà sicuramente la scelta di utilizzare qualsiasi mezzo a disposizione delle nostre autorità per arrivare alla liberazione dei pescatori, ma vorremmo ricordare come l'Italia, commenta ancora Mariani, sia vittima di un ricatto. I nostri armatori in mare per lavoro non hanno commesso alcun reato e adesso si ritrovano ad essere merce di scambio di una trattativa che li equipara a persone condannate a 30 anni per traffico di esseri umani. Quanto al governo italiano, continua ancora il segretario, vorremmo capire se una volta liberati i nostri connazionali, come tutti ci auguriamo, chi lavora quotidianamente in mare debba uscire con la paura che la propria marina militare non faccia il proprio dovere e con il terrore di essere sequestrati da chi non rispetta gli accordi internazionali sui confini di pesca. Se non sarà più possibile pescare a sud della Sicilia, il governo nazionale dovrà pensare a come sostenere, con degli aiuti di Stato, i tanti lavoratori del comparto della pesca che dopo una vita di investimenti e sacrifici non potranno più monetizzare la loro pesca in una zona geografica che, in qualche modo, gli apparteneva. Non è la prima volta che Confsalpesca scende in campo per pronunciarsi sulla questione dei pescatori ancora oggetto di schiavitù in mano dei libici. Il sindacato, infatti, solo pochi giorni fa ammetteva, oltre all'angoscia per i propri cari, queste 18 famiglie devono fare fronte proprio alle gravi difficoltà economiche che stanno incontrando a causa dello stop delle attività di pesca. Le famiglie dei 18 pescatori in ostaggio in Libia, affermava già a soli 37 giorni di prigionia il segretario Bruno Mariani, stanno occupando la sede del municipio di Mazara del Vallo, cittadina da cui sono partiti i marittimi oggi ancora prigionieri. Ma oltre a solidarizzare con l'iniziativa, come nelle scorse settimane con gli appelli al ministro Di Maio e al premier Conte per fare di più, chiediamo, affermava appunto Mariani, coscientemente che il governo si sostituisca a quei padri, a quei figli, a quei mariti, a tutti quei lavoratori che partiti e non tornati dalle acque di pesca, non per loro colpa, hanno lasciato le loro famiglie senza un reddito di sostentamento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Concluso il 6° Forum internazionale dell'Accademia di Studi Mediterranei, il nostro direttore Arturo Cantella. Si è concluso il 6° forum internazionale organizzato dall'Accademia Studi Mediterranei della dottoressa Assuntina Gallo, anche se oggi avverrà un appendice con il musical Camicette Bianche, che sarà anch'esso trasmesso a distanza, così come è avvenuto per l'intero ciclo di sessioni in cui si è articolata la manifestazione. A causa della pandemia di Covid-19 non è stato possibile realizzare per intero le manifestazioni che ogni anno segnano l'appuntamento invernale dell'Accademia.
Il tema dei migranti è stato sviscerato in tutte le sue sfaccettature sociologiche, legali, etiche e religiose, con uno sguardo attento al tema delle migrazioni derivanti dallo sconvolgimento climatico in alcune zone della Terra, anche in seguito ai cambiamenti radicali nel mondo della mobilità umana, ha affermato il presidente del comitato scientifico dell'Accademia, Monsignor Enrico Dal Covolo, nelle sue conclusioni. Appare sempre più rilevante da parte di Roma Cristiana e del suo magistero pontificio un approccio globale al fenomeno migratorio con un'azione pastorale e sociale a tutto campo che supera le barriere tra gruppi di origine diversa e tende a non considerare le migrazioni come mere emergenze problematiche da fronteggiare, ma soprattutto come eventi potenzialmente positivi dal punto di vista spirituale, sociale, economico, culturale, tanto per le società di partenza come per quelle di arrivo e soprattutto per i migranti stessi. Oggi il musical realizzato dalla Casa del Musical di Savatteri, il quale ne ha realizzato il libretto, si è occupato della drammaturgia e dell'adattamento musicale, nonché della regia. Da domani via Atenea ad Agrigento tornerà a essere zona a traffico limitato dopo le sperimentazioni delle passate settimane che sono state gradite da alcuni e fortemente contestate da tanti. La giunta di Franco Miccichè ha ufficialmente rimesso dei punti fermi. L'esperimento legato alla crisi conseguenza dell'emergenza Covid-19 non ha sortito gli effetti sperati e pertanto ha ammesso nel provvedimento deliberato l'esecutivo occorre rimodulare gli orari di accesso e di interdizione al transito veicolare nella ZTL di via Atenea. Il transito veicolare sarà limitato tutti i giorni, domeniche e festivi esclusi, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 20:30. Confcommercio Sicilia ha ottenuto dal Ministero della Salute i dati posti a fondamento dell'ordinanza del 4 novembre che ha decretato la zona arancione nell'isola. Il Ministero della Salute ha ottemperato all'ordine di esibizione disposto dal TAR Lazio, rendendo disponibile ai ricorrenti tutta la documentazione posta a fondamento dell'ordinanza emessa dal Ministro della Salute, che ha stabilito la collocazione della Sicilia nella zona cosiddetta arancione. Da un primo sommario esame dei verbali prodotti, scrive in una nota la Confcommercio, si può confermare che alcuni dei dati che riguardano la regione siciliana si collocano al di sotto delle soglie di allerta determinate dal decreto del 30 aprile 2020. Nei casi in cui invece i dati si collocano al di sopra delle soglie di allerta, è possibile evidenziare che altre regioni, nelle medesime condizioni, se non in condizioni deteriori, sono state poste in zona gialla. Alla luce di ciò, Confcommercio Sicilia, sebbene l'ordinanza impugnata abbia già cessato di produrre i propri effetti, insisterà nell'azione promossa chiedendo di far luce sino in fondo sulle responsabilità del Ministero della Salute in ordine all'iniqua applicazione dei dati e dei parametri epidemiologici e i conseguenti danni arrecati al tessuto produttivo siciliano. Inoltre si è formulata espressa riserva di proporre, con separato giudizio, una domanda risarcitoria anche nei confronti della regione siciliana, qualora, all'esito del giudizio già incardinato, si accertasse qualsiasi tipo di responsabilità in capo al suddetto ente, in particolare per la qualità e la tempestività dei dati trasmessi. Sicilia Zona Arancione ha ovviamente dato un là a un mix di provvedimenti, ordinanze, eccetera, che hanno danneggiato in maniera particolare quella che è la provincia che vive di più di turismo. Quindi questo decreto non ci voleva e a quanto pare, secondo le nostre carte, non c'erano neanche i termini affinché la Sicilia fosse tutta dichiarata zona arancione. Stiamo aspettando ardentemente questo verdetto della Camera di Consiglio del TAR Lazio a cui noi abbiamo fatto appunto opposizione. Incrociamo le dita e magari in maniera tardiva, però potremo ricorrere ai risarcimenti danni per tutti gli operatori che sono fortemente danneggiati. Piano San Gregorio ad Agrigento riconcesso alla cooperativa Il Sestante di Enzo Bellavia. Vediamo. Da qualche giorno a Piano San Gregorio, in piena zona Valle dei Templi, si è acceso un riflettore che illumina l'ingresso dell'area che ha fatto da scenario a tantissimi spettacoli organizzati dalla società Il Sestante dell'imprenditore Enzo Bellavia, a iniziare dal debutto dello spettacolo di Zucchero nel 1999 fino all'ultimo show evento di Giovanotti nel 2011, che solo questi due hanno registrato la presenza di oltre 50.000 spettatori.
Tantissimi gli spettacoli che affiorano i ricordi indelebili e che hanno lasciato in noi delle emozioni indimenticabili che oggi, in questa fase di fermo totale degli eventi, si vive solo di desiderio. Basta ricordarne alcune dei 119 organizzati dal Sestante e da Enzo Bellavia, come Notre Dame de Paris, I Promessi Sposi di Michele Guardì, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri, Tiziano Ferro, Gigi Proietti, Fiorello, Renzo Arbore, Franco Battiato, Riccardo Cocciante, Fiorella Mannoia, Giorgio Antonello Venditti, i Pooh, Gianna Nannini e tanti altri. Ora l'area in questione è stata riconcessa alla cooperativa Il Sestante, la quale ha già avviato i lavori di decespugliamento delle sterpaglie, la relativa aratura, oltre alla sanificazione naturale, predisponendo alla semina con l'auspicio che magari si esca presto da questa fase di emergenza e pandemia e si può rivedere qualche altro evento organizzato come ai vecchi tempi, a dichiararlo l'imprenditore Enzo Bellavia. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.